Si veso mai domandat perché ogni anno, la prima domenica di settembre, si dà donge tanta inta a San Zili, Partalian Sant'Egidio, una località dal comune di Aquilè. L'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella Personis che arrivino di tutti il Dulintor, per assisti alla Sante Poi Messe. li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compie la beata speranza, venga il nostro Salvatore. La glesieute è tan piccola e non potigni drenti tante int. Alle parchel che buine part e reste fur pur partecipando di stes con devozione alla messa. La fiesta di San Zili è un'evore antiche e in che volte, finite la cerimonia religiose, la int si spostava in tal bearce dal signor Paron dal Luc per un momento conviviale. Il bearz alla litacat e peint e era una buona occasione per partecipare al golos ghiringhel. Queste era anche l'opportunità per favelarsi, rinforzare le amicizie e far conoscere i problemi della comunità. Il tutto con allegria e serenità. Un tempo che può tagliare un ospedale e un ospizio per viandants e pellegrins, fondato sotto la custodia dei frari dal convento di Rosacis, come che al risulta dagli antichi documenti. Tagli ospedali la assistenza e veniva fornita dai ordini monastici e cavallereschi di che volte, e l'ospedale di San Zili gli era stato fatto su, sorredut, per assistere il gran movimento dai crosats di che volte, il più des voltis bisognosi di assistenza ai feriti, ai malati e ai moribonds. Di quest sant frari, conosciuto e venerato fin d'età di Miez, si sa che San Zili nasce a Atene dal VII secolo e al vive tant che eremit in tal Miez di un bosco in grande pueretà. Agli era invocata dai miserabili, dai lebros, dai mas e dai handicapati, ma anche protettor dai giavai, dai pastors e dai faris. San Zili è un santo venerato in tutte Europe e in Inghilterra gli dedicarono al macul 160 eglesi. La più importante è la cattedrale di St. Giles a Edinburgh in Scozia. I proprietari di San Zili a Forintanci, a scominciare dal fondatore, il frari Vodolrico di Gothenburg, che dal 1136 al mette in pins l'eglesiute, l'ospedale e anche l'ospizio. In temps più recenti, la tignude è fu dai Ritter, dai Mantovani, dai Bruseschi, dai Priester e dai Treu. Al dì di voi la tignude è stata comprata dall'imprenditore Carletti che al mantén floride una grande e biele aziende agricole. La nuova proprietà si è adoperata per sistemare l'antica iglesia con tutti i suoi fornimenti e i stabili lì da proof.
Voi allora, anche se la principale attività delle aziende è la coltivazione del kiwi, una grande e bella ristrutturazione e ha fatto nascere l'agriturismo San Gili Sant'Egidio, che tal stesso puesto dall'ospizi al continue la antica tradizione dall'ospità. L'agriturismo ha di fatto 5 appartamenti e 9 posti per dormire. Il tutto biel e moderni e in frimurs plens di storie. Anche io e Maria, grazie a Luciana Scarpin e sua sorella Rosana, dopo le messe ho potuto ammirare questi biel moderni ospizi e che l'antico Bearch partecipa al Ghiringel diventato par da bon tradizionale. A San Gili, le feste dal Sant, ho passato una biele domenica. Mandi!